oggi il 252esimo anniversario della nascita della Guardia di Finanza, con una manifestazione che il Comando di Agrigento sta facendo qui presso la sala del Telamone del Museo di Agrigento. Sì, è un compleanno importante, carico di storia, 252 anni, 2 secoli e mezzo e oltre, e abbiamo scelto di celebrarlo in un luogo che è simbolo della storia di questa città. Oggi abbiamo la possibilità di ammirare il Telamone vestito di luce tricolore e in questo scenario ricordare i fasti della nostra istituzione che contribuisce a garantire la sicurezza di cittadini e famiglie. È un momento in cui facciamo anche bilanci sulla nostra azione a contrasto dell'evasione fiscale internazionale, delle frodi, a controllo circa la corretta destinazione delle risorse pubbliche, a contrasto dell'infiltrazione del criminale nell'economia. E questo è un momento di celebrazione, ma è anche un momento che serve a noi per trovare spunti e stimoli per continuare a portare avanti la nostra azione, che ci impegna in grande sinergia con gli altri attori istituzionali. Penso in primis alle consorelle forze di polizia, con le quali concorriamo a garantire sicurezza a cittadini. Penso al coordinamento, la direzione che la magistratura ha sulle nostre unità operative nel coinvolgerci in scenari investigativi di primario rilievo, e questo è sicuramente una soddisfazione per chi in questo momento ha la responsabilità di questa istituzione su questo territorio. Ecco, nel territorio agrigentino in particolare qualche notizia sulle varie operazioni, tante che fate? Beh, le operazioni sono quotidiane, i finanzieri operano H24, cito ad esempio la recente applicazione di una misura di prevenzione conseguente alla disciplina antimafia, che ci ha portato al blocco di un patrimonio di circa 16 milioni di euro, quindi al sequestro di 10 società, 156 immobili, 32 automezzi. Questa è sottrarre alla criminalità risorsa illecitamente accumulata per restituirla alla cittadinanza e per i sociali. Altro scenario che in questo territorio è fondamentale è il controllo sul mare. Le nostre unità delle sezioni operative navali di Licata, di Porto Empedocle e soprattutto di Lampedusa, giorno e sempre di notte, sono impegnate per il controllo dei flussi che giungono verso il nostro territorio. Sono 19.000 le vite umane che sono state salvate nel corso di operazioni di law enforcement condotte dalla Guardia di Finanza, e questo è un motivo di certo orgoglio per ciascuno di noi. Bonelli, in servizio presso la tenenza di Licata, e al brigadiere Antonello Mandracchia, in forza al comando provinciale di Agrigento. Anni di servizio nel corpo della Guardia di Finanza. Procedono alla consegna il questore di Agrigento, dottor Tommaso Palumbo, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Agrigento, colonnello Nicola De Tullio, e il comandante della Capitaneria di Porto Empedocle, capitano di fregata Agazio Tedesco. All'appuntato scelto qualifica speciale Giovanni Insollitto, in servizio presso il gruppo di Agrigento. All'appuntato scelto qualifica speciale Tommaso Todaro, in servizio presso il gruppo di Agrigento, e all'appuntato scelto Francesco Bilà, in servizio presso la compagnia di Sciacca. Anni di servizio nel corpo della Guardia di Finanza. Procedono alla consegna il presidente del libero consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, il sindaco di Agrigento, dottor Michele Sodano,
il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento, dottor Gianfranco Antico, al maresciallo ordinario Antonino Inzerillo, in servizio presso la compagnia di Sciacca, al maresciallo ordinario Venerando Ragusa, in servizio presso il nucleo di polizia economico-finanziaria di Agrigento, e all'appuntato scelto Agostino Merendino, in servizio presso la tenenza di Portemperoche. Signore Dio, che hai voluto distinta in molti popoli la famiglia umana, da te creata e redenta, guarda benigno a noi che serviamo in armi l'Italia. Affrontiamo fatiche e pericoli in generosa fraternità di intenti, offrendo alla patria la nostra pronta obbedienza e il nostro sereno sacrificio. Fa che sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che ci guida, l'eco della tua voce. Fa che le fiamme gialle nell'osservanza delle patrie leggi e nella consapevole disciplina verso l'autorità costituita. Accogli nella tua pace i caduti di tutte le guerre e dona il premio a coloro che hanno speso la vita nell'adempimento del dovere, e concedi a noi e alle nostre famiglie la benedizione tua, la protezione di Maria Santissima e del nostro patrono San Matteo. Amen. Onori al prefetto di Agrigento.